Lasciati guidare nel tuo cammino. Il santone d'Avella, maestro spirituale, interpreta i segni del tuo destino. Profeta in terra, grande veggente, custode del grande libro della verità, il santone d'Avella ti aiuterà a risolvere tutti i tuoi problemi. Amore, denaro, egli ti propizierà, allontanando da te ogni forma di energia negativa. Non fermarti alla natura semplice e mortale delle cose. Chiedi consiglio a chi, lungimirante, vede al di là dell'effimero. Se la vita ti sembra troppo buia, se il tuo cammino è troppo difficile, fatti guidare dal grande maestro spirituale, il santone d'Avella. Egli non ti chiederà denaro e ti condurrà sul sentiero della felicità con la sola forza della fede. Eccoci qua col nuovo oroscopo. Salve, buona fortuna, buon di tutto. Tanta buona fortuna a tutti quanti voi che mi seguite ogni giorno col nuovo oroscopo, e andiamo con la lettura dell'oroscopo del giorno, lunedì 18 maggio 2020. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Amore, sarà una giornata di discussioni e lotte tra partner che vorranno dominare, quindi dovete fare attenzione perché il vostro partner vi vuole, vi vuole dominare, vuole comandare un po' troppo, ok? Attenzione alle contraddizioni però, Venere opposta mette in guardia chi parla troppo, quindi dovete fare molto attenzione quest'oggi. La passione potrebbe esplodere inaspettata durante un incontro casuale. I single potranno essere coinvolti senza volerlo. Nel settore lavorativo la tempesta non si placa. Ancora qualche contrattempo vi farà saltare i nervi. Rimanete calmi, sereni e calmi, perché la calma, come si usa dire, è la virtù dei forti. Il segno del Toro. Molti di voi saranno già sulla buona strada dell'innamoramento e potranno cominciare a parlare di una maggior stabilità e concretezza. Una proposta di convivenza è in arrivo. I single saranno degli amanti impareggiabili. Le vostre performance saranno irresistibili. Lavoro. Nel settore del lavoro la grinta sarà vincente, non arrendetevi e proseguite per la strada intrapresa. Gemelli. Amore. La giornata inizia in maniera positiva per i sentimenti. L'aspetto favorevole della luna vi aiuta soprattutto in amore e vi porta fortuna con gli incontri. I single potranno cercare di riposare e recuperare l'energia prima di buttarsi a capofitto nelle conquiste. Lavoro. Mercurio in aspetto favorevole vi aiuterà a elaborare idee nuove e delle iniziative che si riveleranno utili nei prossimi mesi. Cancro, amore. Se avete la sicurezza dell'amore, del sentimento sincero e profondo, cercate di difendervela. Le stelle danno le conferme ai giovani innamorati e consolidano le coppie di una certa età. La luna rinvigorisce la passione nei single. Gli incontri sono favoriti. Lavoro. Oggi troverete il modo per alleggerire una giornata lavorativa pesante. Un po' di ironia non guasta per distrarvi. Il segno del Leone. Amore.
Il vostro cuore è pieno di emozioni e comunicare vi sarà difficile. Cercate invece di aprirvi al dialogo e di rompere quel fastidioso silenzio che nuoce all'amore. I single dovranno lasciarsi alle spalle il passato e apprezzare meglio il presente. Il lavoro, nuove proposte di lavoro in vista. I cambiamenti però non vi spaventano e li accetterete con positività. Il segno della Vergine, amore. Sono in arrivo momenti appaganti con la persona amata. Molti dovranno vedersela però con il ritorno di un ex che turberà chi ha già una relazione in corso. I single non resteranno indifferenti di fronte allo sguardo di corteggiatori molto insistenti. Lavoro. Una nuova realtà professionale vi accoglierà al meglio. Saranno preziosi i consigli di un collega amico. Segno della Bilancia. Amore. Sotterrate l'ascia di guerra che vi spinge a reclamare sempre di più dalla persona amata. Per fortuna ve ne pentirete e presto tornerà l'armonia. L'oroscopo rileva nuovi incontri per i cuori solitari, che vivranno magiche attrazioni e sentimenti appaganti. Lavoro, sentirete il bisogno di dare una svolta alla vostra situazione, magari di chiudere con chi non vi dà più stimoli. Scorpione, amore. Sarete presi dal partner che oggi vi regalerà intense emozioni. Lasciatevi andare alle prosperità e cogliete questa tregua che sembra portare serenità nel vostro rapporto. I single avranno molte occasioni per trovare l'amore e conosceranno persone interessanti. Lavoro. Oggi sarete ottimisti e supererete ogni sfida. Cogliete le migliori proposte di questa giornata decisamente positiva. Sagittario, amore. Regnerà l'armonia nella vostra relazione e coinvolgerete la dolce metà con la vostra spensieratezza. Se ci sono segnali di tensione, oggi è meglio parlarne al più presto possibile. Coccolati da Venere, i single riusciranno a stringere facilmente nuove amicizie e a vivere flirt molto intensi. Lavoro. Grazie a Marte e Mercurio avrete le energie giuste per raggiungere gli obiettivi prefissati, nuove proposte in arrivo. Capricorno, amore. I pianeti disposti in maniera favorevole aiutano le coppie a ritrovare l'equilibrio. Vivrete sensazioni inedite, fatte di dolcezza e passione. L'intesa sarà al top. I cuori solitari che vogliono innamorarsi troveranno pane per i loro denti. Ma attenzione alle delusioni. Lavoro. Le stelle vi spingono ad essere ambiziosi e determinati. Solo così potete raggiungere tutti i vostri traguardi. Acquario, amore. Fascino ed empatia vi aiuteranno oggi a relazionarvi a chi vi è ancora intorno e vi vuole bene. Se avete vissuto un periodo di crisi riuscirete piano piano a riprendervi, ma non dovete rinviare quel che oggi potete accaparrarvi. Nuove attrazioni in arrivo per i single, molto riusciranno a consolidarsi. Lavoro. Pieni di idee brillanti sul lavoro, darete quel contributo extra che vi sarà di grande aiuto per coglierne presto i frutti. E infine il segno dei pesci. Un ritorno di fiamma, una riappacificazione per le coppie risalderà i legami veri. Lasciatevi andare ad ascoltare i messaggi che lancia il vostro cuore. I single saranno alla ricerca di nuove amicizie, ma alcune sarà meglio evitarle. Lavoro. Il chiarimento di un malinteso distenderà i rapporti di lavoro. Siate più lucidi nelle vostre decisioni e non fatevi influenzare.
Bene, ed era così l'oroscopo del giorno lunedì 18 maggio 2020. Se questo video vi è piaciuto, lo dico sempre, iscrivetevi a questo canale per voi che non l'avete fatto, per voi che già siete iscritti, mettete un like a questo nuovo oroscopo. E come al solito io vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo oroscopo, per il prossimo giorno, ok? A tutti voi, che le stelle siano sempre con voi e a risentirci a domani. Ciao a tutti, buona giornata. Lasciati guidare nel tuo cammino. Il Santone d'Avella, maestro spirituale, interpreta i segni del tuo destino. Profeta in terra, grande veggente, custode del grande libro della verità, il Santone d'Avella ti aiuterà a risolvere